Buongiorno e bentrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I principali titoli di questa mattina: un 55enne di Lentini nel Siracusano è stato arrestato poiché è accusato di aver abusato sessualmente della figlia minorenne della compagna. Un anziano è stato accoltellato a Messina a seguito di una lite con un vicino di casa. La vittima è stata portata in ospedale dove versa in gravi condizioni. La procura di Patti in provincia di Messina ha avviato un'indagine sulla morte di un bambino undicenne che è stato portato, già deceduto, in ospedale questa mattina dal padre. Bruciata a Palermo l'auto di famiglia della giornalista Rossella Puccio. La polizia sta indagando su quanto accaduto, ma sembra essere stato un atto di intimidazione nei confronti della cronista. La Guardia Costiera sta provando a mettere in salvo un gruppo di 35 migranti, tra cui una donna incinta, rimasti bloccati sull'isolotto di Lampione, vicino Lampedusa, da ieri. Le condizioni del mare non hanno permesso finora di completare l'operazione. Tutti i dettagli relativi a queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.